Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Come ogni mattina partiamo dalle pagine dei giornali di Padova con Il Mattino, il futuro di Colli e Terme, l'alleanza per il turismo, interviste, talk, incontri a Villa dei Vescovi, una giornata all'insegna delle scelte che verranno. Zaia lancia il parallelo con l'area del Prosecco, lui si butta sempre in queste cose. Lega Ambiente, rischio crack, scatta la raccolta fondi perché anche qui la crisi del circolo di Padova. Dolore intestinale, muore dopo 4 giorni, c'è l'inchiesta. Esplosione in osteria, la verità da 8 telecamere. Queste sono notizie di cronaca a lato, ma sotto ce n'è una particolarmente interessante che molti padovani sono andati. La discoteca M2 diventa luogo di culto induista, da discoteca e luogo di perdizione diventa luogo di culto induista. Insomma, dopo tanti anni questo succede. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino di oggi. Sfollati, la nuova tragedia, sale a 13 il bilancio delle vittime senza casa o luce, migliaia di persone, danni per miliardi, l'Italia divisa in due, maxi code sulla 1, treni cancellati, 400 strade da ricostruire. Cose pazze, è difficile questa faccenda. Venezia è scippata sul vaporetto la ministra del Brasile, scippano un po' tutti sul vaporetto, c'è cascata anche lei. Sì, non è che in Brasile poi si comportino tanto meglio in certe situazioni, comunque insomma Venezia ormai lo sappiamo che è così. Malato di sedentarietà 500.000 di veneti, questa è la campagna della regione per la salute, è uscita ieri questo bel comunicato, poi naturalmente tutti i giornali ne parlano oggi. Andiamo anche sul Corriere del Veneto a vedere che cosa scrive. C'è una bella fotonotizia di uno studente che scrive basta affitti insostenibili, studentati entro 3 anni, pronti altri 1500 posti letto. E si parla anche di politica, la proposta sull'autonomia non è blindata, Fratelli d'Italia sì alla riforma ma modifiche dove serve. E crociere al largo ma non nei festivi, si torna a parlare anche di grandi navi. Un'occhiatina la diamo anche alla nostra pagina di Notizie Plus, carenza di personale perché il lavoro c'è. Elena Donazzan ha parlato chiaro su questa faccenda dell'emergenza lavoratori, merce rara si chiamava l'incontro, e gli street tutor che ricominciano a Padova. Vedete che gli street tutor adesso sono quelli che danno un po' una mano a tenere educati i ragazzi che fanno le serate pazze. Droga e furti nel Padovano, i carabinieri hanno fatto una serie di controlli e hanno beccato dei motociclisti sui colli, i carabinieri della forestale, vedete c'è la macchina verde, perché scorazzavano e non si può le fare. Bene, per quel che riguarda Padova è tutto, a domani.